Giampaolo D'Este, tra i gondolieri di Venezia, chiamato il re del remo, appellativo conquistato nelle varie edizioni della regata storica, prima con Ivo Ridolfi Tezzat, suo compagno di vogate, e poi inaspettatamente con Rudy Vignotto, ex rivale storico. Titoli a parte, la crisi non ha risparmiato nessuno, nemmeno lui. La situazione non è molto buona, anzi direi che siamo a una catastrofe, nel senso che per il momento turismo zero, di conseguenza la città, vivendo esclusivamente di turismo, è una città morta. L'approdo della sua gondola in uno dei punti nevralgici della città, accanto alla sede del comune, Cafarsetti. A fare da termometro per capire se sarà una buona giornata lavorativa o meno, il ponte di Rialto. Se non c'è gente, oggi non si mangia, spiega, e sulle riaperture interviene così. Speriamo che siano riaperture irreversibili. Da Rialto a San Marco, Dogana, un nuovo approdo. Qui per la crisi prolungata da Covid a Acquagranda, diversi gondolieri che hanno cambiato mestiere, diventando fattorini e commessi nei supermercati. E dunque sì, i momenti di sconforto ci sono stati e ci sono attualmente, ci saranno, perché le cose comunque non si sa se non si risolveranno dal giorno. Esatto, e dunque ci saranno ancora momenti di sconforto sicuramente. Pochi passi siamo in bacino a San Marco, weekend del 1° maggio a parte, qui le gondole restano praticamente tutte ancora ormeggiate. Tra noi c'è chi non riesce più a pagare l'affitto, dicono i gondolieri, una comunità complessiva in tutta Venezia di oltre 400 persone e che con le riaperture lavora a meno del 50%. Come tante altre attività, non siamo solo noi. La città è proprio in ginocchio, Venezia in particolar modo perché noi viviamo con questo. È troppo presto parlare già di ripresa, spiegano. Noi veniamo appunto per far presenza, per far vedere che la città, i traghetti sono vivi, però praticamente si viene per niente. Perché Per praticamente mantenere la speranza esatto, accesa, esatto. per mantenere comunque la speranza accesa